La musica a tutto volume balla come fosse in discoteca e poi mima il gesto della vittoria. Giacomo Friso si riprende mentre entra in casa sua dopo aver ucciso Michael Boschetto. Si vede un po' soffuso all'inizio, poi accende la luce, attacca la musica, balla, fa il segno di vittoria, di ok, cioè come per dire cioè, mi è andata bene e poi segno di vittoria. Federico Boschetto, papà di Michael, ha guardato il video trovato nel cellulare di suo figlio più volte, incredulo, prima di consegnarlo agli inquirenti. L'orario e il giorno registrato nel video corrispondono al momento del delitto, il 27 aprile del 2024. È la nuova prova che verrà portata al processo contro Giacomo Friso. In quei 25 secondi il 34enne, accusato di omicidio, si riprende il volto e non si vedono segni di aggressione. Friso, invece, ai carabinieri ha sempre detto di essere stato ferito prima di accoltellare Boschetto. Sul video non ci sono segni di percorso, anche perché precedentemente lo avevo già detto che mi sembrava impossibile che i due avessero litigato. Uno, perché è una vita che non si vedevano. Due, prima che andasse a farsi le cure, per modo di dire, si trovavano al bar, ognuno si faceva i cavoli suoi. Cioè, non si mai sta più le cose che non si piacevano, cioè cose vecchissime. Il video è stato ritrovato dopo che il cellulare di Michael Boschetto, trovato in casa di Friso dopo il delitto, era stato riconsegnato ai familiari della procura che non era riuscito a sbloccarlo. La fidanzata del 31enne invece aveva un codice ed è riuscita a sbloccare il dispositivo. L'intento era di sbloccare il telefono per scaricare immagini, video, tutte le cose di Michael. Là che mi mostra tutta contenta, a un certo punto cambia proprio faccia, mi gira e c'è il tuo video qua. 4 coltellate mortali, poi la corsa a casa sua con il cellulare della vittima e la tentata fuga. Sono pochi i metri che dividono le abitazioni di Friso e Boschetto. Ora questa prova potrebbe essere fondamentale nel processo a settembre.